Buonasera dalla Stella Azzurra, 17° turno del campionato di Serie A della Lega Calcio 8, seconda giornata di ritorno in campo Roma Calcio 8 GSA e Zio Mauro Maccarrese. Nelle ultime 3 giornate la Roma Calcio 8 ha ottenuto 3 vittorie, lo Zio Mauro Maccarrese neanche una. Mauro Maccarrese, pallone per Dell'Anno che prova a mettere in movimento un compagno, il tocco sotto e pallone che termina sul fondo, vicino al vantaggio la squadra ospite. Spinto la conclusione di Zorzi, pallone in verticale ora per Dell'Anno che prova a girarsi, libera il sinistro, il pallone termina di poco fuori, grande giocata da parte di Matteo Dell'Anno, vicino al vantaggio del numero 14 Ottaviani. Pallone alzato ora, Seferi combatte, serve ancora Cichella, pallone che tocca la parte bassa della traversa ed entra in rete, è l'11° gol in questo campionato di Luca Cichella ed è il vantaggio della Roma Calcio a 8 dopo 24 minuti del primo tempo. Delle condizioni di Matteo Dell'Anno dall'altra parte del campo, è in piedi però il numero 9 della Zio Mauro, allora si può giocare, Cichella calcia col destro e trova un gol improvviso nel recupero del primo tempo, il gol di Ciccolini, anche per lui è l'11° gol in campionato e dunque sull'asse Cichella-Ciccolini la Roma Calcio 8 in vantaggio per 2-0. Calcia, pallone respinto ma torna su di lui la sfera, va in verticale per il numero 15 che si libera, tocca, pallone che rimane lì e poi entra in rete, c'è il 3-0 della Roma Calcio 8 proprio all'inizio della ripresa, è arrivato il 3-0 da parte del numero 15 Indelicato e ora partita sempre più al sicuro per la squadra di casa con Ciccolini che scambia con un compagno, ancora Ciccolini, allarga sulla destra dove si fa vedere Oliva, Oliva fa partire il destro e trova un grandissimo gol, il grandissimo gol di Oliva è il 4-0 della Roma Calcio a 8. Poi l'allargo per Oliva che allarga ancora a sua volta per Ciccolini, fa partire il rasoterra verso il centro e il tocco di Oliva, non trova la porta, vicino alla doppietta Alessio Oliva, vicino al 5-0 la Roma Calcio 8. Pallone sul secondo palo, Caterini si allunga, sfera che rimane lì e c'è il colpo di testa che termina in rete, ha segnato la Zio Mauro Maccarrese, ha accorciato le distanze il numero 7 Bibi. Per il numero 1 della squadra ospite Vadala. Parte proprio Cichella e il pallone a giro, sfiora il gol Luca Cichella con questo bel calcio di punizione. Combattere, la perde però, allora possibilità di contropiede per Seferi che è solo davanti a Vadala, il tocco di Seferi che termina in rete, c'è spazio anche per lui sul tabellino dei marcatori e il gol di Klaus Seferi è il 5-1 per la Roma Calcio 8 GSA. Del gol, recupera un altro pallone Cichella, avanza Cichella, c'è un compagno sulla destra, lo serve ancora dietro per Cichella che torna sul destro e calcia trovando il gol del 6-1, dilaga ora la Roma Calcio 8, la doppietta personale per Luca Cichella che sale a 12 marcature in questo campionato. Zio Mauro Maccarrese, quando siamo alle ultime battute di gara, pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Matteo Dell'Anno, va vicino al gol il numero 9 della Zio Mauro Maccarrese. Possibilità ancora di contropiede per la Roma Calcio 8, va via bene Seferi che calcia col sinistro, prova a metterci le mani, vada là, ma il pallone termina comunque in rete, trova la doppietta anche Seferi, il 7-1 della Roma Calcio 8 che in questi ultimi minuti ha trovato ben 3 gol. Il portiere arriva il triplice fischio, finisce 7-1 per la Roma Calcio 8 che ottiene la 4ª vittoria consecutiva, fa un altro importante passo avanti in classifica, brutta sconfitta invece per la Zio Mauro Maccarrese.